parliamo di sanità, abbiamo con noi Claudia Zunchedu, dottoressa di base, ma soprattutto responsabile del comitato, della commissione, giusto? No, la Rete Sarda Difesa Sanità Pubblica, sono portavoce, modesto portavoce. Questa sanità pubblica che va allo sbando, secondo voi? Molte sono le polemiche, partiamo dalla polemica. Avete avuto dei problemi riguardo alle dichiarazioni che ha fatto Arru rispetto a quello che avete detto voi. Innanzitutto, in sintesi, cosa avete detto voi? Noi abbiamo semplicemente inviato doverosamente, a nome della Rete Sarda e di tutti i nostri comitati, alla Ministra Grillo un documento inerente alla situazione generale della sanità in Sardegna oggi, per conoscenza al Presidente Pigliaru, nonché all'assessore Arru. Dove si diceva? Dove si diceva, cioè si proiettava una situazione abbastanza drammatica inerente alla chiusura degli ospedali nei territori disagiati. Parliamo di ospedali pubblici perché in Sardegna stranamente gli ospedali della gente si chiudono e gli ospedali privati si aprono, ma non parliamo del Mater Olbia oggi. Però questo fenomeno drammaticamente sta avvenendo anche nelle grandi città, dove grandi ospedali sono destinati alla chiusura. Il Binaghi chiude, il Marino chiude, il microcitemico è ridotto malissimo, il San Giovanni di Dio si è avviato alla chiusura e così via. Contemporaneamente muoiono nei territori tutti quelli che erano i servizi per il cittadino, come il servizio, cioè che i servizi di riferimento per le malattie psichiatriche, per la neuropsichiatria infantile. Che parlo di loro perché sarebbe troppo lungo affrontare tutto, parlo di loro perché sono i più fragili e sono tutti in totale stato di abbandono. Noi oggi abbiamo i bambini con difficoltà psichiatriche che non saranno più recuperabili perché hanno tagliato i servizi. E lui che cosa ha risposto, l'assessore Arru? L'assessore Arru è sorprendente e sconcertante che un uomo delle istituzioni risponda a un documento politico che merita risposte politiche. Risponde questo: parlare di massacro sanità Sardegna per ricavarsi spazio politico riportando inesattezze. Cioè questa è come l'ha scritto su Twitter? L'ha scritto su Twitter, evidentemente si è trampeggiato pure il nostro assessore. Noi Trumper non lo amiamo molto, al di là di quel bel gatto che si è piazzato in testa, ma per il resto non abbiamo assolutamente nulla da spartire. Se è lecito, domani ampliamo e parliamo della chirurgia, della plastica del reparto del È brosso. assolutamente doveroso, perché questo è un ennesimo taglio gravissimo che si aggiunge in questi ultimi tempi, perché è un reparto di grande prestigio come il centro di chirurgia plastica, il centro Ustioni, che serve tutto il sud della Sardegna e non solo, che nel tempo ha raggiunto altissimi livelli di specializzazione, chiude in nome di un misterioso trasferimento, pare di una nomina, quindi ci sono altri discorsi che sono di altre competenze.